Sindaco, esiste Google Maps, esistono tanti mezzi digitali, ma ancora la forza di avere la carta, una mappa fisica in mano fa la differenza. Sì, questa è una nuova iniziativa che si inserisce in quella già iniziata lo scorso anno con la presentazione della mappa tabacco per quanto riguarda tutta la parte dei sentieri. Questa invece è la guida all'ospitalità, quindi ringrazio tutte le attività, le aziende che hanno aderito a questo progetto del Comune di Farra di Soligo, e quindi anche le attività adesso sono mappate in una cartina per dare un servizio migliore al turista e soprattutto una risposta immediata non solo alle nostre attività ma soprattutto a tutte le persone che vengono per ammirare il nostro territorio. Quindi aziende agricole, bar, ristoranti, insomma tutto quello che si può venire a degustare, a mangiare, a passare buoni momenti a Farra di Soligo. Ringrazio tutte quante le attività, le aziende che hanno aderito, proprio perché si è capito l'importanza di fare rete e di fare squadra, perché un territorio non si fa da solo ma si fa in gruppo, parlandosi, dialogando e dando soprattutto servizi migliori. Questo è uno di quelli, noi ci abbiamo creduto e noi ringraziamo veramente di cuore le associazioni di categoria che ci hanno anche sostenuto in questo percorso, ma soprattutto tutti quanti quelli che sono gli operatori che hanno voluto aderire a questa progettualità. Dunque, direttore, si parla spesso della stagione estiva, del turismo estivo, ma esistono anche l'autunno e la primavera e soprattutto esiste anche l'inverno. Quanto è importante comunque per queste zone attrezzarsi per dare qualcosa ai turisti anche in questi periodi? Sicuramente si sta già assistendo a questo, già il turismo autunnale, quello del foliage, quello fotografico, dei colori, è già un turismo importante, continuano ad arrivare ancora stranieri, li vediamo nei fine settimana, questo è molto importante perché nel prossimo anno, la prossima stagione, probabilmente con la ripartenza totale, si vedranno veramente un mix tra italiani e stranieri che farà un gran bene a queste colline. Sì, è molto importante avere degli strumenti per muoversi all'interno del territorio. È molto importante che li forniamo ai turisti quando vengono a trovarci. Il turista oggi ha bisogno di essere coccolato dal momento in cui arriva nel nostro territorio fino al momento in cui va via dal nostro territorio, perché così riesce a parlare bene del nostro territorio e lasciare un bellissimo messaggio per chi verrà ancora a trovarci. Certo che sì, anche perché è vero che oggigiorno i turisti sono più emancipati e soprattutto i giovani utilizzano gli smartphone oppure tutta la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, e anche noi come Regione Veneto stiamo molto insistendo su questo. Però è anche vero che esiste anche una fascia di turista e di turismi che è differente e che ha la necessità di avere sotto mano anche una cartina che anche dal punto di vista visivo ti fa rendere conto di quelle che possono essere le distanze tra gli esercizi, per esempio all'interno di un comune che collaborano tra loro, e quindi può essere tutto molto più intuitivo, senza contare che a volte insomma anche la tecnologia ha delle fallanze e quindi a volte può diventare importante anche avere una cartina fisica. È molto importante usare il territorio in tutto il periodo dell'anno. Proprio per questo ho visto che in questo momento molte nostre strutture, molte nostre associati stanno preparando dei piccoli strutture di benessere, per esempio saune piuttosto che altri strutture di benessere, che sono quelli che in qualche maniera danno un vantaggio e possono aiutare in qualche maniera in modo che il turista possa venire tutto il tempo dell'anno da noi. Vedo che c'è un interesse da parte di tutti quanti i nostri associati verso l'aiutare a crescere come territorio completamente, e appunto si stanno preparando tutti quanti con strutture per poter accogliere i nostri turisti in tutto il tempo dell'anno. Dunque non grandi strutture, ma piccole strutture coccole, in modo che il turista venga affascinato del nostro territorio, insomma, e ci aiuti in tutto il tempo dell'anno.